Continuano le proteste da parte di imprenditori televisivi che a causa del riordino delle frequenze operato dal MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, si sono visti dimezzare la banda dei 700 MHz da sempre in dotazione alle radio e TV locali e che da poco tempo vendute ai colossi del 5G. Diverse le emittenti televisive che si vedranno costrette a chiudere e per le poche che restano i canoni di affitto della banda alla Rai o a Mediaset si devono pagare oltre centinaia di milioni di euro l'anno per transitare nei loro cosiddetti MUX e protestare questa volta l'editore e il giornalista di Teleatto di Partinico Pino Maniaci che andrà a Roma a effettuare uno sciopero della fame insieme ad altri editori siciliani al fine di sensibilizzare il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa vicenda sta interessando il settore radiotelevisivo privato. Cari editori, cari amici, cari colleghi, vi invito e vi esorto ad essere presenti martedì mattina a Roma, nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Morise 2, per iniziare questo sciopero della fame insieme a me, per cercare di rimanere vivi, di rimanere accesi e di continuare con la nostra libera informazione. Quello che vi raccomando è che da sempre la storia la scrive il popolo, l'unione fa la forza. Andare a Roma e andare solo 4 persone ci rideranno in faccia, visto che ci sono circa 80 televisioni che restano fuori. Se siamo tutti uniti siamo sicuri che vinceremo questa battaglia e che ovviamente nessuno ci spegnerà. Vi aspetto martedì mattina a Roma in via Morise 2 davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico.